quando è nata questa idea e come è nata l'idea di fare questo film? Certo. E dall'esigenza, dal bisogno, dal desiderio di esplorare le dinamiche, le conseguenze, le complessità dell'abbandono, dell'esperienza di venire abbandonati, ma anche di non venire accettati, di non venire riconosciuti per ciò che si è. E penso che questa sia un qualcosa di profondamente umano, qualcosa con il quale facciamo tutti i conti in un modo o nell'altro e che condiziona non solo il nostro senso di identità, di chi siamo, ma anche i nostri rapporti, e quindi il modo in cui ci confrontiamo con l'altro, con il mondo che ci circonda. E mentre con il film precedente, perché questo film si inserisce all'interno di un'esplorazione più ampia che io ho immaginato fin dall'inizio nella forma di una trilogia, mentre nel film precedente, in Anna, osserviamo sempre attraverso questo prisma dell'abbandono una donna che però fa fatica a fare conti con la sua identità e con il suo passato, e qui assistiamo quasi a un processo inverso, una specie di eroina moderna, un paradigma proprio di una donna che non solo riesce a fare conti con i suoi traumi e il suo passato, ma lo fa proprio, come dicevi tu, attraverso il perdono. E questo per me è molto commovente. Innanzitutto, buonasera a tutte, userò il femminile politico, da parte di Arcigay Friuli. Grazie mille a Cinema Zero per averci invitato e per aver cominciato questa bella collaborazione. Grazie ad Andrea per un bellissimo film. La mia riflessione che ho scritto per evitare di perdere tempo e perdermi nei miei pensieri è che, allora, a mio avviso questo film, come già dicevi tu prima, mi hai rovinato, ma ormai sono preparato per questo, che le storie, i sentimenti e le emozioni sono universali, quindi appartengono e sono condivise da tutta l'umanità, al di là di stereotipi che classificazioni, quelle che sono le classificazioni sociali. Credo che chiunque, tutte noi qui dentro, almeno per quanto mi riguarda, mi sono riconosciuta almeno in una parte della storia di Monica, di quello che viene raccontato, quindi maschio, cisgender, uomo, che comunque si vede riflessa una parte della propria storia, della propria esperienza nella storia di una donna transgender, suppongo eterosessuale, non lo capiamo, cioè si intende bene o male, quindi sì, insomma, ognuna di noi trova un pezzetto di sé, quindi questo è molto importante e ha un peso e un significato molto alti, perché la società in cui viviamo appunto ha tendenze sempre più polarizzanti e vuole che rientriamo in una categoria ben definita e dobbiamo diffidare, temere e considerare aliene o nemiche le persone che in queste categorie non si riconoscono o comunque non ci rientrano. Quindi rinnovo il ringraziamento a te, Andrea Pallaoro, e anche Orlando Tirado per aver scritto questo film, e a te appunto per averlo diretto, e che riporta appunto un po' di umanità e sensibilità nelle nostre vite, e per ricordarci quanto le emozioni, le storie e i sentimenti non hanno identità, ma sono davvero universali. Grazie. Grazie mille. Grazie. Il cinema che più mi interessa personalmente è un cinema che punta a penetrare il mondo interiore del personaggio, quindi a fotografare il pensiero, l'emozione del personaggio. E questo io trovo sia ancora più possibile quando osserviamo, quando lo spettatore ha l'opportunità di osservare questo personaggio spesso proprio senza il bisogno della parola, no? Perché la parola, il dialogo, chiaro, serve a tantissimo, serve a far andare avanti la storia, a far seguire la storia, però il silenzio e quei momenti di osservazione che non hanno bisogno della parola sono per me particolarmente emozionanti spesso nel cinema. Detto questo, penso che proprio nelle scelte con i miei collaboratori artistici e con il mio cast abbiamo puntato proprio a cercare di dare allo spettatore l'opportunità di riflettersi nel personaggio nel modo più indipendente e individuale possibile. E quindi
a lasciare allo spettatore la possibilità di fare un suo percorso. E questo avviene proprio in un tipo di cinema che non ti spiega le cose, che non sottolinea le cose, ma che lascia proprio quello spazio, ma anche quel tempo per farlo. Mi accodo alla domanda perché ne abbiamo parlato prima, parlavamo, no, di cifra stilistica di questo film. E un'altra cifra stilistica è anche, non so se avete notato, la particolarità dell'inquadratura, cioè molto stretto questo film, no? Non è un 16 noni che riempie lo schermo alle quali siamo ultimamente abituati. E neanche un 4/3. E neanche un 4/3, esatto, che è l'altro formato che di solito vediamo al cinema. Già più ristretto. Questo è 1.2:1. Esatto. Allora, la mia domanda è: perché questo formato? E poi la seconda domanda è perché allora noi questo film lo diamo anche in versione doppiata, anzi il 90% di questo film lo vedrete a Cinema Zero in versione doppiata. Perché abbiamo voluto farlo vedere, anzi perché ci hai chiesto giustamente di volerlo proiettare in lingua. Allora, innanzitutto rispondendo alla tua prima domanda, questo è un formato che crea sì una sensazione di claustrofobia, e che quindi dà allo spettatore questo desiderio di aria, no? di uscire, quindi di codipendenza, cioè, capiamo la codipendenza di due o più corpi all'interno della stessa inquadratura, con questo tipo di aspect ratio. E questo era molto importante per me, anche perché è un formato che ricorda molto di più quello fotografico, quello del ritratto fotografico, e quindi un formato che privilegia il corpo e il volto piuttosto che il paesaggio. E così facendo, anche perché siamo così abituati al formato più rettangolare, uno così ristretto ci porta a immaginare di più, a voler pensare di più a quello che sta fuori l'inquadratura anche. E quindi a ciò che c'è, alla relazione che c'è tra interno ed esterno, e quindi anche tra psicologico e fisico, che è un po' una delle chiavi di lettura del personaggio, ma anche della storia e del film in sé. E poi ci sono una miriade di ragioni per cui io penso che il cinema vada visto in lingua originale. Chiaramente le performances sono, soprattutto quella di Trace, di Patricia, di Adriana Barrazza, di Emily Browning, ma anche di Josh Close, sono performances che perdono molto nel doppiaggio. Anche nei migliori dei doppiaggi, cioè non c'è quella verità, quella sincerità. E poi devo dire che anche il lavoro del suono in sé viene molto cambiato, perché questo è un film che è stato costruito proprio sulla presa diretta, e quando si doppiano i film quella presa diretta viene a mancare spesso, e viene sostituita da un suono che si crea in post-produzione, e il film soffre di queste cose. C'è chi se ne accorge, c'è chi se ne accorge un po' meno, però per me è fondamentale. E poi c'è anche proprio un rapporto con i dialoghi, per quanti pochi ce ne siano, comunque sono importanti, e vengono a perdersi delle dinamiche, delle sottigliezze che sono comunque importanti. Grazie. Certo. No, no, ne avevo un sacco, come ho detto, ma ce n'è una che veramente non dormo più la notte. Ho notato tantissimo l'uso dell'immagine riflessa. Certo. Specchi, sì, le cose delle cornici. Perché? Perché, certo. Trovare un modo per fotografare, per vedere, per osservare il corpo di Monica, ma anche quello degli altri personaggi in modo diverso, e quindi frammentarlo spesso e darci la possibilità di pensarlo, di rivederlo, non sempre nello stesso modo, ma proprio da angoli e in incornici diverse, in inquadrature diverse. Fa parte del processo
e di tutte le altre scelte che abbiamo fatto, quindi dal montaggio alla composizione dell'immagine, all'uso della luce, a quello del suono, quindi di non soffermarci ad una chiave di lettura, ma a spaziare il più possibile. Uno dei miei approcci proprio centrali è stato quello di lasciare che fosse un linguaggio motivato da impulsi sensoriali, e quindi neanche solo quello fisico, tattile, ma proprio lasciare che sia una comunicazione che comunichi con i sensi o con l'immaginazione dei sensi, dei nostri sensi. E complimenti per la scelta e per la performance a Trace, cioè tutte le attrici, ma reggere 2 ore di film... Ragazzi, No, assolutamente, infatti è stata una delle scelte più delicate, trovare la persona che potesse incarnare questo personaggio. Infatti è stata una ricerca molto molto lunga, ci ho messo più di 1 anno a trovarla, ma fu anche un colpo di fulmine, perché dal primissimo momento avevo capito che avevo trovato la persona con la quale potevo intraprendere questo percorso. E Trace non solo aveva proprio questo bisogno di raccontarsi attraverso il film, anche perché la sua storia è molto simile a quella di Monica, ma possedeva fin da subito questa capacità di essere davanti alla macchina da presa piuttosto che di recitare, che è rarissima, come ce l'ha lei. È veramente, per me è stato davvero straordinario scolpire questo personaggio con lei e venire sorpreso da lei anche sul set, perché non capita spesso che vieni sorpreso da regista, e penso che questo sia forse che questa sia una delle cose più emozionanti e più eccitanti proprio per un regista, quello di venire sorpreso dai propri collaboratori. Abbiamo intrapreso una sorta di tradizione, e ogni ospite che viene, ogni regista, facciamo una semplicissima domanda. Prego. Che è questa. Devi rispondermi proprio a bruciapelo. Subito, senza pensarci. Perché il cinema è il cinema? Perché il cinema è il cinema? Perché è il respiro comune, è un momento di essere davanti a qualcosa più grande di noi, nel buio della sala chiusa e della sala scura, e di farlo proprio con gli sconosciuti, con degli estranei, respirando insieme, respirando il personaggio, respirando la storia. E credo che sia un qualcosa che non si può trovare in nessun'altra modalità di visione. Quindi sì. Risposta esatta. Ma ci tengo a dire che è particolarmente emozionante per me essere in questo tipo di cinema, essere a Cinema Zero e vedere il lavoro che fate e anche il pubblico che siete, perché ne abbiamo bisogno, è l'unico modo per salvare il cinema e salvare questo modo di vedere il cinema. Quindi vi ringrazio tantissimo. Ringraziamo te. Andrea Pallauro. Ciao, grazie.